Uno degli ultimi giorni a Parigi siamo andati a skateare in street nella periferia della città e come al solito quando sei in giro con Marco e Leon ti ritrovi sempre in degli spot veramente molto particolari che probabilmente se ci andassi da solo quasi non me ne accorgerei. Questa volta Marco ha intravisto da lontano una strana struttura in metallo che per forza doveva avere qualcosa di skateabile. Infatti abbiamo trovato un bank. Arrivati però di fronte allo spot, ci siamo subito resi conto di quanto fosse sporco, essendo sotto un ponte, quindi abbiamo dovuto pulirlo per un bel po'. Diversamente dal solito dove arrivi e ti cacciano subito, questa volta abbiamo avuto un po' più di tempo per studiare lo spot e capire cosa farci. L'unico che poteva affrontarlo con un drop ovviamente era Marco. Questo è grosso oggi. Sì, è gigante. Anche se la struttura in metallo non dava molto spazio in altezza, ma lui nei drop ha una marcia in più rispetto a chiunque altro. Vai, sali da qua. Salgo di qua, non mi spreco l'energia, già che non poca. Oltre a tutto questo, anche il ritornare al punto di partenza lo stancava tantissimo e quindi cercavamo di aiutarlo passandogli la tavola nei tentativi di prova. Credo che con questo drop si sia portato a casa anche stavolta il best trick del tour. Gira il telefono. Gira il telefono. Dimmi Ricky. Fai reportage di queste robe. Chiaro? Dai, è lui! Vai G. Vai. Scattiamo le ginocchia.